grande volley arriva a Trieste con la Del Monte Supercoppa in programma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. La 30ª edizione dell'evento promette spettacolo e sfide ad alta intensità con squadre ai massimi livelli. Itas Trentino, Sirsus Sky Perugia, Rana Verona e Lube Civitanova sono le magnifiche 4 pronte a darsi battaglia in questo appuntamento che giunge in una data insolita nel calendario delle competizioni, forse nel momento di maggiore forma dei giocatori in vista dei play-off. Questo è un tipo di evento di carattere planetario perché sul Gerflor del Pala Trieste, del Pala Rubini, anzi saranno presenti 4 delle migliori formazioni al mondo che in questo momento la pallavolo appunto internazionale può annoverare, e sono 4 società e 4 squadre infarcite di campioni del mondo, campioni olimpici, vice campioni del mondo. Vengono da un evento di successo che è stato la Del Monte Coppa Italia a Bologna, quindi si sfideranno di fatto le stesse squadre con la sostituzione tra virgolette di Civitanova con Piacenza, agguerrite per cercare la rivincita a chi ha perso e la conferma che è Verona perché ha appena vinto appunto la Coppa Italia. Confidiamo che sarà un evento di grande successo, c'è grande passione sul territorio, sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è una regione a attrazione pallavolistica. L'evento, che non mancherà di attrarre tanti tifosi appassionati anche da fuori regione, punta a fare il sold out al Pala Rubini nelle 2 date. L'attesa è grande per il ritorno della pallavolo maschile che da Trieste manca da tanto tempo. L'ultima Supercoppa fu nel 2007, Sisley Treviso Roma, e mi sembra che fu l'ultimo, tra l'altro, traguardo sportivo proprio di Treviso. Riprendere il pallavolo maschile qua in un grande evento nel nostro palazzetto è sicuramente un onore, frutto di un lavoro e di una corte che abbiamo fatto alla Lega Pallavolo Maschile, che ha sempre avuto tanti palcoscenici di assoluto livello. D'altronde facevo prima un ragionamento proprio sulle capienza. Oggi come oggi un palazzo già di 7.000 persone comincia a essere stretto per eventi di questo genere. Siamo onorati che la Lega Pallavolo e la Federazione di Pallavolo abbia pensato a Trieste. Trieste ha la grande capacità di essere un attrattore sportivo, ci sono tanti appassionati, siamo sicuri che riempiremo il palazzetto Pala Rubini anche quest'anno con questo evento dedicato allo sport al maschile. Trieste è capace quindi di attrarre, di organizzare e di essere come Comune di Trieste coorganizzatore anche di questo evento, quindi un grande lavoro di squadra che conferma Trieste all'apice dello sport, da come risulta poi anche dai dati che vengono pubblicati nel corso dell'anno.